ospite di oggi a Feminas è Daniela Cadeddu. Grazie Daniela, intervista fortemente voluta da me perché ci tenevo tanto che ci raccontassi il tuo cambio di vita, la tua nuova vita, giusto? Giustissimo, grazie perché intanto mi fai passare un bel momento con un'amica. E il mio cambio di vita è avvenuto, come sai, all'inizio per un qualcosa che nessuno sceglierebbe. A 36 anni, e quindi quasi 5 anni fa, ho avuto una diagnosi di cancro. E in 5 anni ho avuto modo di affrontare il percorso di cure con persone della mia vecchia vita e con nuove persone della mia nuova vita. E piano piano, adesso che insomma inizio un po' a rimettermi più in sesto, inizio anche a vedere i frutti di un percorso particolare. C'è un percorso personalizzato per ognuna, la parte importante è affidarsi a delle mani esperte. Non esistono le terapie fai da te, non esiste dottor Google, internet va bene per stabilire contatti, per socializzare, per dare informazioni, però credo relativamente a ciò che rimane la nostra competenza. Certo. E, a suo tempo diverse persone cercarono di convincermi del fatto che potevano esserci delle strade nuove, alternative. Se non hai la laurea in medicina non c'è nessuna strada alternativa, devi trovare un tuo riferimento. Ci sono tante associazioni valide che guidano le pazienti nella ricerca del medico che può sostenerle e poi guidarle nel percorso di cura. Quindi ed è proprio insomma anche grazie a queste associazioni che tu hai trovato forse anche delle nuove amiche innanzitutto, e poi un supporto, perché molto spesso chi ha passato e chi ci capisce veramente è perché magari ha vissuto il nostro stesso momento e quindi può aiutarci di più di chi magari si sente estraneo a tutto, no? certo, C'è un aiuto in più da queste oltretutto magari ha un coinvolgimento emotivo, perché ovviamente i familiari per quanto possono mettersi a disposizione hanno sempre un coinvolgimento emotivo molto forte, quindi si cerca da entrambe le parti di proteggersi reciprocamente, quindi non c'è mai quello sfogo reale delle emozioni che stai vivendo. Esatto. Tu in quanto paziente e dall'altra parte un marito, una mamma, un fratello o anche gli amici stessi che magari tentano di celare un po' le loro emozioni per non gravare sul paziente. Ecco, in questo caso le associazioni serie piuttosto che anche i volontari, ecco, incontrati in ospedale o in altri contesti, giocano un ruolo importante. Ecco, nel mio caso ho incontrato io le chiamo delle folli, perché sono 3 in particolare, posso dire anche. Certo, assolutamente, no? Sì. Valentina Ligas, Valentina Porco e Alba Chiara Bergamini sono le 3 folli della mia vita all'interno dell'associazione Mai più sole contro il tumore ovarico. Incontrate per caso all'interno di eventi, convegni informativi, mi hanno trascinato inizialmente all'interno di una squadra di calcio a 5. Infatti ho visto le foto. Per me impensabile. Una di loro mi spiegò che, come altre ragazze, probabilmente ero abbastanza adatta al terzo tempo. Io, espertissima di calcio, pensavo di non reggere neanche 2, ma ho scoperto dopo che il terzo tempo è il dopo, no? La pizza con la birra, per intenderci. E quindi insomma mi hanno all'inizio coinvolto in queste iniziative ludico-sportive, per poi entrare sempre di più in questo meccanismo dell'associazione, che organizza intanto degli eventi con gli specialisti a sostegno delle donne per dare informazione, come dicevamo prima, e poi delle attività ludiche, perché adesso ci sono dei laboratori attivi come corsi di afrodanza, piuttosto che corsi di laboratorio di scrittura creativa, e altre iniziative a sostegno delle pazienti che hanno bisogno di qualità del tempo, perché le cure servono per eliminare e per debellare la malattia, però in questo contesto serve anche che qualcuno ti ricordi di vivere,
Certo. Sopravvivere non basta, quindi farti curare ma rimanere in un angolo in attesa che arrivi il passaggio successivo non è abbastanza. Perché magari è importante anche, come fanno molte, come fai anche tu, raccontare anche quello che è stato il tuo percorso, la tua malattia, quindi immagino che non sia da tutte riuscire a esternare così, però non so se a livello terapeutico ha fatto bene a te raccontare. A me è servito in prima persona per buttar fuori un qualcosa che non doveva stare chiuso qua. E inizialmente non ero molto convinta del fatto di poter parlare della mia esperienza. Ho iniziato a farlo perché nel momento in cui ho affrontato la fase più dura delle cure, la parte più intensa, mi sono accorta di quanto sia stato utile per me ricevere l'aiuto di donne che fino a pochi giorni prima non conoscevo e che si mettevano a mia disposizione per farmi vedere il domani. E questa cosa mi ha scosso molto perché, come ti dicevo in altre situazioni, lì si abbatte quella barriera per la quale non puoi dire non sai cosa sto passando. Ecco, vedere e ascoltare l'esperienza di donne che avevano vissuto la mia identica esperienza 10 anni prima, 12 anni prima, mi ha fatto vedere il domani. Vedermi oggi nuovamente con questa testa cappellona non lascia pensare che fino a qualche mese fa avevo più l'effetto Claudio Bisio, come lo chiamo io. In realtà quella è una fase, ecco, i capelli cadono e la parte che la donna vive male probabilmente è quel sentirsi privata della femminilità. In realtà non è così. No, perché infatti, come ti ho detto, molte persone esterne di impatto hanno magari quasi paura di questa fase. La paziente vive molto male la preparazione a questo evento, perché vedi già negli altri un po' quello sguardo così un po' compassionevole, vedi un po' di pietismo, ecco. E poi anche per la paziente stessa ovviamente non essendo una decisione volontaria, viene vissuta inizialmente come una violenza. Poi ti dico la verità, scatta dopo che se ne vanno, perché vanno, certo. Però in quel momento lì ti scatta un po' quel lato ribelle, no? Quasi a dire, ah sì, ma hai portato via questi, vediamo un po' come posso giocare, no? Il fatto di non poter più creare un'acconciatura o lavorare su questo aspetto che è simbolo di grande femminilità da sempre per la donna, ti spinge quasi a curarti di più. E quindi anche lì il gioco delle associazioni che magari creano delle situazioni per le quali le pazienti vengono truccate, ci sono associazioni che regalano le parrucche. Quindi oltre all'associazione che ti impegna, perché comunque immagino che sia un impegno anche a livello di tempo, so che anche ci sono delle novità, perché da questa voglia di raccontarsi, quindi di scrivere le proprie sensazioni, c'è stata un'evoluzione, giusto? C'è stata un'evoluzione, sempre accompagnata dalle mie amiche folli. Un anno fa, circa poco più, mi proposero di scrivere una rubrica nel sito nel portale dell'associazione www.maipiusole.sardegna.it, che ospita tante cose, il parere degli esperti, rubriche di altre pazienti matte come me. Io non mi sentivo adeguata ad iniziare questo percorso. Dopo avermelo chiesto un po' di volte ho accettato, perché a un certo punto mi sono sentita pronta, no? Per aprire un po' questo bagaglio di sensazioni e ho iniziato una rubrica bisettimanale che ho voluto chiamare Ho smesso di pianificare, ho iniziato a vivere. E l'ho pensata un po' come un racconto a mio figlio da adulto, nel senso che ovviamente essendomi ammalata in età abbastanza giovane, con un bimbo di 1 anno, ho dovuto in qualche modo dedicare molte energie alle cure e sottrarne una parte a mio figlio, è stato necessario. Chiaramente lui adesso non capisce tante cose e ho voluto raccontare l'esperienza adesso con le sensazioni vive che provo ora, immaginando lui domani, no? Per spiegargli un po' il percorso che abbiamo fatto e quanto lui sia stato fondamentale in questo percorso. Tutto ciò che lui non capisce adesso spero lo capirà più avanti.
Io per tanti anni mi sono dedicata ad un lavoro che mi è sempre piaciuto tanto, in una struttura che in qualche modo mi ha anche cresciuto come lavoratrice, come donna. Però probabilmente con delle variabili che nella mia vita di oggi non si sposavano più per tempistiche, per tanti fattori. Quindi niente, ho iniziato a scrivere e a distanza di un anno, in parallelo, mi ritrovo ad aver intrapreso un altro percorso. Prima contavo molto, ero maniacale nel voler per forza inquadrare ogni cosa nel suo posto e in quel tempo. Ho fatto fatica, cioè questa chiacchierata arriva dopo anni di lavoro, spesso doloroso, perché non vorrei far passare il messaggio per il quale tammali, è bello, Certo. arrivano solo belle novità. Le malattie non si scelgono, che si tratti di tumori o di qualsiasi altra patologia, la malattia non è mai una scelta. Si può scegliere come affrontare il percorso di cura, a chi affidarsi, ecco anche Quello è importante. come fare prevenzione, come fare comunicazione. Quello è molto molto importante. Io mi affido a dei professionisti che non mi hanno mai nascosto la gravità della mia patologia, non mi hanno mai nascosto tutto ciò che avrebbero comportato le cure, mi hanno dato modo di scegliere come affrontare e non mi hanno mai lasciato sola. Poi metterei un punto importante sulla prevenzione, perché la prevenzione fa un po' paura, perché tutti hanno paura di fare la prevenzione per evitare spiacevoli notizie, che in realtà però queste notizie prese in tempo possono aiutarci a salvarci addirittura la vita, perché la prevenzione è fondamentale. La prevenzione salva la vita, Giulia. La prevenzione o diagnosi precoce in alcuni casi, perché ci sono patologie che non puoi prevenire ma puoi identificare in uno stadio iniziale, per cui anche il percorso di cura diventa ovviamente diverso rispetto a quello di una malattia avanzata. È fondamentale fare i controlli, è fondamentale abbattere il pregiudizio dell'età innanzitutto. Alcuni controlli non sono invasivi. La cosa vera è che se non avessi ascoltato il mio corpo, se non avessi cercato di capire cosa fosse quella massa, perché poi io con l'autopalpazione avevo trovato una massa particolare diversa dal mio corpo, così come lo conoscevo io l'ecografia l'ho voluta fare, supportata dal mio ginecologo, supportata dal mio medico di base. L'ecografia, certo, speravo non diagnosticasse nulla, e invece ha diagnosticato insomma una patologia anche abbastanza simpatica, no? Perché era bella radicata, era lì, nascondeva anche qualche sorpresina, insomma è stato un po' un vaso di Pandora, però basta, è successo. Quello che sto vivendo oggi lo vivo anche grazie al percorso che ho intrapreso, no? Non avrei conosciuto quelle pazze che mi hanno trascinato in associazione, non sarei qua a chiacchierare con te. Mi conoscevi già. Te ti conoscevo, però perché cosa mi avresti dovuto intervistare? Certo. No, così abbiamo qualcosa da dirci. Esatto, da raccontare. Sono molto contenta che tu abbia accettato questa intervista, Daniela, grazie per la disponibilità. Grazie a te, Giulia. È importante grazie tantissimo per noi e grazie mille.